noi taglieremo del 10% l'indennità base e l'80% l'indennità di funzione, con un risparmio di 5.800.000 in 5 anni. Tutte le spese che riguardano i rimborsi le devi documentare e le devi mettere online. Siete contenti? Sì. No, è una battuta E pensi che noi paghiamo ogni anno 11.200.000 euro per i vitalizi degli ex consiglieri regionali, una somma molto più alta rispetto a quanto ci costano i consiglieri regionali attuali. Quindi noi rimettiamo in discussione tutto e ricalcoliamo i vitalizi in base al sistema contributivo e non più a quello retributivo, come succede per i cittadini normali. E faremo risparmiare ai cittadini veneti 59 milioni in 5 anni che riverseremo nei settori che per noi sono importanti, come la sanità, il sociale, il sostegno al lavoro e alle imprese.